I borghi felici del Veneto sono 27 e sono città dove si vive il miglior compromesso tra le dimensioni economiche, sociali, ambientali e di welfare rispetto agli oltre 8.000 comuni d'Italia. Lo ha stabilito l'annuale indagine del Centro Studi Sintesi che ha elaborato lo studio per conto del Sole 24 Ore. Nella top 10 ci sono i comuni rivieraschi del Garda, Peschiera, Lazzise e Bardolino, seguiti da Lavagno e da San Pietro in Cariano. Nelle prime 25 posizioni Oderzo e Montebelluna nel Trevigiano e ancora per il veronese Legnago e Negrar. Io sono orgoglioso di essere cittadino di Oderzo. Diciamo che questa è la piazza principale, quel Torresin che è tipico. Viviamo bene anche alla sera, non extracomunitari, si sta bene. È il comune che un po' ci trascura. È abbastanza tranquillo, potrebbe essere un po' più vivo. I cittadini dei borghi felici non sono per nulla sorpresi del successo ottenuto dai rispettivi comuni di residenza. L'indagine è stata realizzata in 2 fasi e i 158 comuni finalisti sono frutto di una selezione basata su 16 parametri legati alla qualità della vita. Nella seconda fase i borghi sono stati analizzati sulla base di 47 indicatori suddivisi in 8 aree tematiche: condizioni di vita materiali, istruzione e cultura, partecipazione alla vita politica, rapporti sociali, insicurezza, ambiente, attività personali e salute. Abbiamo cercato negli anni di preservare, nonostante i tagli, almeno un elevato livello di investimento per quanto riguarda le politiche sociali, intendendosi scuola, asili nido, ma anche assistenza sociale, quindi potenziamento dei servizi sociali. Nella classifica nazionale dominata dai comuni dell'Alto Adige spicca anche il comune di Dolo, gravemente danneggiato dal tornado dello scorso luglio. Il tornado è stato un evento che è stato catastrofico e ci ha creato non pochi problemi, ma c'è un lato positivo, ovvero sia che si è considerata una comunità, si è riscoperta una comunità, e questo è un dato sicuramente che può far ben sperare per il futuro.